Buona visione da Touring Club Italiano e bandiere arancioni, entroterra italiano d'eccellenza. Benvenuti con Borghi d'Italia, siamo tornati in Sardegna, siamo a Sardara nella provincia Medio Campidano. Il comune si trova a 163 metri sul livello del mare e conta più di 4.000 abitanti, è conosciuto per le sue acque termali e per i tanti monumenti. Non a caso Sardara ha ricevuto il riconoscimento di paese bandiera arancione del Touring Club. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle, la parola alle immagini. Benvenuti a tutti a Sabide Sardara. Dunque, io sono un sardarese puro sangue. Sono nato, ci ho vissuto sempre, praticamente con un periodo breve di assenza per lavoro. Il mio paese ce l'ho nel cuore. Gli ho dedicato anche una poesia al mio paese, tant'è che la definisco una signorina sdraiata sulla collina. Quindi non vedo altro. Di tutti i paesi che ho visitato, che conosco, che sono nei dintorni, diciamo che non perché sono sardarese, ma perché ce l'ho proprio nel cuore. Amo Sardara, amo i sardaresi e amo tutto quello che si vede intorno. Sardara è da vedere. Uno che viene in Sardegna deve per forza venire a Sardara. Se sa pampa de una grande pedda, seguita de subento a manche a dritta, se o posta suba de guderbicedda, che a sa prima qua spunta fitta vita, che è tempo bell'undoni a volicedda, doi biuanno da de speranza scritta, ma quattro landire dusa stracia, bastanta decretai sa fini mia. Sardara è un paese situato a metà strada fra Cagliari e Oristano, è posto sulla piana del Campidano, dista mezz'ora da Cagliari e quindi dal principale porto e aeroporto dell'isola. Di fatto il territorio è stato utilizzato sin dall'antichità e costituiva un pochino il granaio di Roma. Sardara è conosciuta in tutta la Sardegna per le sue acque termali, conosciute sin dall'antichità, utilizzate dai Romani. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di mettere assieme il momento salutifero termale con la fruizione del paese. All'interno del centro abitato di Sardara, che è un bellissimo centro storico con le sue case intrachite, ci sono infatti degli unicum in Sardegna, rappresentato soprattutto dal Tempio Nuragico a Pozzo di Sant'Anastasia. Luoghi di cultura che sono certificati editi, infatti Sardara è l'unico paese in Sardegna che ha la certificazione per la gestione dei propri beni culturali. Un altro unicum presente anche nel nostro gonfalone è il castello di Monreale, che sorge a 1 chilometro di distanza dalle terme e dal paese. Una roccaforte difensiva del giudicato di Arborea assieme al castello di Arcuento e al castello di Las Plasas.
Con il parroco di Sardara andiamo a conoscere la parrocchiale dedicata alla Beata Vergine Assunta e le altre chiese del luogo. Stiamo entrando nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, patrona massima di tutta Sardara, la chiesa che risale nel primo troncone al 1400-1450, arriva fino a metà chiesa, mentre invece la seconda parte è stata costruita all'inizio del 1600. Una chiesa molto ricca nelle sue statue lignee, a iniziare dalla cappella d'ingresso dove c'è il Cristo morto del cosiddetto suscravamento. Nella vista della chiesa troviamo la cappella della Crocifissione con 3 statue lignee del 1600. C'è la cappella della Madonna d'Itria con la statua di San Bartolomeo di scuola michelangiolesca. La statua risale all'inizio del 1600. Il presbiterio è del 1700 circa, con la statua dell'Assunta. Dietro l'altare c'è una bellissima statua dell'Immacolata. Sempre dietro il coro c'è l'organo del 1740 circa. Proseguendo il giro della chiesa parrocchiale troviamo la cappella del Rosario con alcune statue lignee. I Gesuiti sono stati qui a Sardara per circa 150 anni fino alla loro soppressione. Andando via hanno lasciato alla chiesa parrocchiale sia la statua di Sant'Ignazio sia il quadro dei 7 vizi capitali. Troviamo sempre la Madonna del Carmelo, molto bella, restaurata di recente, veramente un'opera pregiatissima. E infine il gruppo di Lourdes, dono del padre Giusto Serra, frate originario di Sardara, è stato il primo che ha diffuso la devozione alla Madonna di Lourdes in Sardegna, ha organizzato anche i primi pellegrinaggi sardi a Lourdes. Nella cappella della Madonna di Lourdes troviamo anche l'Assunta, o meglio la Dormizio. Sardara è ricca anche di altre chiese, la chiesa di Sant'Anastasia, che è sicuramente la più antica, anche se la costruzione attuale risale al 1700 forse. Mentre invece la più antica come costruzione attuale è la chiesa di San Gregorio, gotico e romanico, molto bella, veramente è un capolavoro. Poi c'è la chiesa campestre di Santa Maria Acquas, è la festa principale, Santa Maria Acquas è la festa principale di Sardara e la devozione qui a Santa Maria Acquas è grandissima, da tutta la Sardegna arrivano dei pellegrini in continuazione al santuario di Santa Maria Acquas. La festa grande è il terzo lunedì di settembre dove raccoglie decine di migliaia di fedeli da tutta la Sardegna. Siamo passati nel territorio dalla seconda parrocchia di Sardara, costituita circa 45 anni or sono, e con una chiesa molto bella del 1700. L'altare ligneo è uno dei capolavori dell'epoca. Dedicata a Sant'Antonio, che ha una grandissima devozione qui in tutta Sardara. Tra l'altro per la festa di Sant'Antonio, proprio il giorno del Santo, si celebra una messa particolare per i bambini e accorrono tutti i bambini di Sardara con una processione riservata soltanto a loro e alle loro mamme.
E dalle eccellenze culturali di Sardara passiamo a quelle della sana e buona cucina. A voi la gastronomia. Con questa tavolata vi vogliamo oggi presentare i piatti tipici della Sardegna di un tempo, quando tutti eravamo più poveri e dovevamo recuperare tutte le cose che la natura ci dava. Iniziamo con il subain dorau. È un piatto che si faceva per i bambini, un po' dolce. Poi ci sono i suppas per consumare il pane raffermo, che è un piatto poverissimo, che più povero non si può. Passiamo poi alle fregole, minestre vregua. Le fave, sempre un piatto povero della cucina nostrana, condite con le cutiche. E questo era un piatto più diciamo. C'è il piatto che è la carne d'agnello con i cardi. C'è il pane su coccoi con l'uovo, che si faceva per Pasqua. C'è poi il sudrigugottu, che è grano cotto e condito con sappa. La sappa è il mosto cotto. I vari tipi del pane su coccoi con l'uovo, su givraju. Ci sono i gnocchetti, in sardo chiamati i meloredus, che la signora Elisa sta preparando. C'è il cestino dei dolci, dove ci sono gli amaretti, ci sono i spardulas e ci sono i bianchedus, che sono questi. Poi c'è il paesava, che era il dolce povero di un tempo. La sappa si faceva in casa, l'uva passa si faceva in casa, la farina c'era, si dovevano comprare soltanto quelle poche spezie che c'erano. Oggi invece è un dolce che costa molto. I vini che sono prodotti con l'uva della nostra zona, in modo particolare il semidano. Gli è stato dato il nome di Anastasia in onore di Santa Anastasia, una chiesa di Sardara molto antica dell'età nuragica. Oltre ai tanti beni culturali, Sardara presenta anche un cartellone di manifestazioni di buon livello. Scopriamole! Sardara è un paese piccolo ma con un forte spirito associazionistico. Infatti ci sono molte associazioni di tipo sportivo, culturale, musicale che organizzano ogni fine settimana degli eventi. Naturalmente la manifestazione più importante a Sardara è la festa di Santa Maria Acquas. Si festeggia 2 volte l'anno, alla fine di maggio e la festa più importante ogni penultimo lunedì di settembre. La festa inizia il sabato sera con una processione raccolta ma festosa dalla parrocchiale dell'Assunta fino alla chiesa di Santa Maria Acquas. E poi continua la domenica, il Parco delle Terme si riempie di bancarelle e di baracche che noi chiamiamo paradas, dove le persone possono andare a mangiare e a bere. Il menù tipico di una parada è il maialetto allo spiedo, le anguille arrosto, il civraju e il vino. Il giorno clou della festa è però il lunedì, dove si celebra la messa. La festa si conclude il martedì con una processione molto raccolta che finisce all'imbrunire con una bella fiaccolata alla chiesa dell'Assunta. Per tutti gli approfondimenti sulle nostre manifestazioni potete visitare il sito del Comune di Sardara. Noi naturalmente vi aspettiamo, a Sardara siete sempre Baby News. Sardara è un comune molto attivo anche sotto l'aspetto dell'associazionismo. Andiamo a conoscere il gruppo folk dell'associazione culturale Santa Maria Acquas.
associazione culturale è il gruppo folk Santa Mariacquas. La nostra associazione è nata nel 2009, più o meno nel periodo in cui ricorre la festa principale di Sardara, che è proprio la festa di Santa Mariacquas. La nostra associazione è composta da circa una quarantina di persone, esiste anche un corpo di ballo che è composto da 10 persone. L'abbigliamento che usiamo risale all'incirca all'800 ed è di origine medievale con delle ispirazioni spagnole. Il tipo di abbigliamento, così come i tessuti utilizzati, derivano tutti dalle economie su cui era basata Sardara in quel periodo. Siccome in ogni casa comunque esistevano i telai, le donne facevano con il lino e il cotone i tessuti per le camicie da donna, da uomo. Per quanto riguarda invece le gonne e i costumi maschili, veniva utilizzata la lana di pecora. Intanto il nostro costume è un costume di gala, infatti è un costume mediamente ricco. Sto a presentare il ballo in cui presentiamo le coppie. È il primo ballo che abbiamo elaborato, è fatto sulle basi del ballo campidanese, che è il ballo della nostra zona. Oggi abbiamo preparato anche un tavolo con tutti i prodotti tipici della nostra zona. Sardara è il mio paese nativo, il mio desiderio più grande sarebbe quello di recuperare tutte le tradizioni, soprattutto nel ballo tipico del nostro paese e della nostra zona, che è quello campidanese. Invitiamo appunto a tutti i giovani a venire a visitare questo bellissimo paese. Ci troviamo nel sito nuragico di Sant'Anastasia, è uno dei luoghi sacri della comunità di Sardara, uno dei luoghi identitari che è legato proprio alla memoria storica del paese di Sardara. Diciamo che l'elemento più importante che caratterizza proprio l'area archeologica è costituito dal Tempio a Pozzo, che è legato al cosiddetto culto dell'acqua, è stato edificato dal 1200 a.C. e l'acqua viene intesa come madre di vita, madre di fertilità. Qui abbiamo anche un esempio del cosiddetto sincretismo religioso. Al culto pagano dell'acqua che rigenera si sovrappone il culto cristiano dell'Anastasis. Infatti abbiamo proprio la chiesa di Sant'Anastasia che inglobava una parte del Tempio a Pozzo. L'importanza dell'area archeologica è data anche dai reperti che sono stati ritrovati già dal 1913 dall'archeologo Antonio Taramelli. Gli oggetti poi sono esposti nel Museo Archeologico Villa Abbas di Sardara, è un museo archeologico che espone dei materiali che vanno dal periodo pre-nuragico sino al periodo medievale. Gli oggetti più significativi sono quelli legati al culto dell'acqua, ritrovati a Sant'Anastasia. Abbiamo la sezione medievale legata al castello di Monreale, la parte riguardante anche tutto il territorio di Sardara, dove sono esposti anche le coppie dei famosi arcieri nuragici, unici ritrovati sempre in località Sagosta qui a Sardara.
completano l'esposizione del materiale romano di terre gresie, e la parte comprensoriale dove sono esposti dei materiali provenienti da località che si affacciano sulla 131 sino a San Sperate. E fin dall'antichità un'altra eccellenza di Sardara è rappresentata dalle speciali acque termali. Siamo nello stabilimento termale delle antiche terme di Sardara, che iniziano a praticare le cure termali già dal 1898, e questa quindi è una tradizione molto antica. La particolarità dello stabilimento termale è che ci sono le acque bicarbonate alcalino-sodiche non comuni per gli stabilimenti termali in Italia, tant'è che Sardara viene considerata la vera Vichy d'Europa, appunto perché ha le stesse caratteristiche dell'acqua di Vichy in Francia, particolarmente indicate per le cure inalatorie, per le patologie osteoarticolari, è frequentata non solo da sardi ma anche da italiani in generale, e per circa il 10% della nostra clientela anche dall'estero. Siamo immersi in un parco di 10 ettari all'interno del quale c'è anche un nuraghe, e questa è una zona ricca di emergenze archeologiche e nuragiche, che quindi rende l'area, il territorio particolarmente interessante anche dal punto di vista turistico e ambientale. Noi abbiamo la cultura dei fanghi termali, fanghi che vengono prodotti direttamente all'interno dello stabilimento nella nostra fangaia, vengono selezionate le argille, poi vengono messe a maturazione all'interno delle nostre piscine con acqua termale, appunto acqua bicarbonato alcalino-sodica, e questo scambio tra acqua e argilla crea questo particolare effetto poi per quanto riguarda gli aspetti curativi ma anche preventivi. Possiamo dire da questo punto di vista che abbiamo sfatato anche un tabù, perché le cure termali non sono più solo per gli anziani, ma sempre un maggior numero di giovani frequentano le terme, e questo ci contribuisce anche a valorizzare il territorio non solo di quest'area ma dell'intera regione. Continua la nostra passeggiata a Sardara, scopriamo un altro gruppo folk del luogo. Il nostro gruppo si chiama Gruppo Folk Sant'Anastasia, siamo di Sardara e siamo giovanissimi, siamo nati 8 mesi fa. È formato da 35 elementi, dal più piccolo che ha 3 anni a un massimo di 65 anni. Abbiamo più componenti femminili e siamo meno persone maschili. Il nostro gruppo si dedica molto sul canto e sul rosario dedicato nelle processioni religiose. Gesù e Maria. Infatti viene dedicato soprattutto nelle chiese, è presente in questa chiesa che è la chiesa di Sant'Anastasia, proprio come è nominato il nostro gruppo folcloristico. Il nostro gruppo si dedica anche in ricamature di scialli che abbiamo creato tutti noi dal primo sino all'ultimo. Realizziamo tutti i dolci e abbiamo anche diverse figure in cui realizziamo il pane fatto in casa. Questa sera abbiamo allestito un nostro vicolo del centro storico di Sardara veramente meraviglioso, che è della via Garibaldi, ed è allestita veramente con tutte le scene che riproducono la nostra antichità.
La lingua sarda è un segno di identità forte per noi, così come lo è la lingua per qualunque popolo. Quindi noi vogliamo dare l'immagine anche al turista e al mondo di un popolo orgoglioso di parlare la sua lingua, che si è stratificata nei secoli e nei millenni. Pensate che nella nostra lingua ci sono ancora i resti dell'antica civiltà dei Nuraghi. E quindi la nostra lingua è anche quella che è rimasta più vicina al latino. Come dicevo prima, abbiamo resti dell'antica lingua nuragica, ma anche fenicia, romana, bizantina, giudicale, catalana e spagnola. E quindi invitiamo tutti i turisti a venire a visitare Sardara e dunque Zanau bem-vindos a todos, venei a visitare Sabida nostra, poiché gattai gente orgogliosa, ospitali, e chi vuole vai a ascoltare i sons bellos dessa lingua nostra, mensa poesia, e meis contos e in ogni cosa. Grazie. In paese vi aspettano in tanti per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia. Potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva Sardara, viva la Sardegna e ciao! Arrivederci da Touring Club Italiano e Bandiere Arancioni, entroterra italiano d'eccellenza.